classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, non posso dire tanto che è tardi, ma siamo 14esimi in griglia, obiettivo scuderia raggiunto, anche se qua mi dà 13, quindi forse c'è stato un problema per qualcuno e godo. La strategia è questa, bene, sono molto soddisfatto sinceramente, al 14esimo tempo il Q1 l'ho chiuso 12esimo, il Q2 appunto 14esimo. Mi piacerebbe portare a casa qualche punticino anche in Bahrain, che è una gara che amo, devo dire che la grafica è cambiata molto con la notte, veramente tanta roba. Andiamo ragazzi, seconda tappa del mondiale, Bahrain, e non posso urlare. Ok ragazzi, rock and roll. Vai. Sembra una buona partenza rispetto a Melbourne. No, forse sì, forse no. Adesso stiamo molto attenti. Ok. E alla fine anche stavolta abbiamo perso posizioni rispetto al via. E c'ho l'ala leggermente danneggiata. Molto bene. Inizio non facile. Dai Kuma, spingi a fondo adesso. Ho l'ala leggermente danneggiata. Gran sorpasso, questo difficile. Mi è andata anche bene, raga. Bahrain è un tracciato Una partenza decisa, che ben se non fatta. faccio cappelle può portarmi buone soddisfazioni. Ok, cominciamo a abbassare qua l'hertz perché se no ciao. Boh, 12esimo, ok. Alla fine rispetto al via ho guadagnato solo una posizione, però va bene così. C'è Weber, l'ex compagno. Nelle interviste fatte da Weber e Butler, Weber ha detto di essere praticamente al mio passo, nel senso di essere molto simile su tante cose. Butler invece è il solito spaccone, si sente il numero uno, ma lì tapperemo la bocca ben presto al buon Butler. Ok. Attenzione, yellow flag. Attenzione, attenzione. Attenzione, problemi per Hülkenberg. Problemi per Hülkenberg, saluta subito alla gara Nicolino Hülkenberg. Alcune informazioni su Hülkenberg. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Subito ritiro per Hülkenberg. Nella notte del Bahrain. Devo capire come superare Weber e Bara Butler con la Racing Point. Me lo godo Butler, un pirlone. Però vorrei capire se sono già finite, diciamo, le scene, quelle di, come si dice, tipo film, tipo story. Perché insomma, se le fanno solo in F2 è un po' ridicolo. Però vabbè, insomma, meglio di niente, dai, contentiamoci. Chi si accontenta gode. Si vede che il Bahrain è una gara che ci piace comunque, eh. Ecco, ho fatto un po' una stronzata, ma va bene. Il problema è che con la miscela alta andiamo bene, cioè con l'erogazione alta andiamo bene, con l'erogazione media cominciamo a avere difficoltà. Attenzione, fastest di Charles. Gli ufficiali di gara hanno Mi fa autorizzato piacere. l'uso del DRS. DRS Attenzione disponibile subito al nelle Grosjean. box. Il Grosjean si supera, proviamo il controsorpasso sul Grosjean che riesce. Bello perché mi sembra che sia, come si dice già, il livello perfetto, dove c'è il passo gara importante, nel senso che riusciamo a stare nell'obiettivo senza far cose incredibili. Il primo anno insomma non voglio, per carità è vero che mi è capitato di vincere sempre una gara il primo anno, però o Monza o Spa di solito, anche il Canada forse. Sono le gare favorevolissime di Veneziano. Per il momento non ho ancora sviluppato niente, chiaramente della monoposto perché in
Cina dovrebbero arrivare i due componenti al telaio e motore, salvo problemi. La scuderia di Woking deve fare un buon lavoro, voglio riportarla a vincere il titolo. Non posso vedere una McLaren ridotta così. Tanto questo qua, centro classifica ragazzi, e qua ci sono i duelli più belli, Ora Verstappen un po' imbottigliato, Max un po' imbottigliato, però la macchina la sento molto meglio rispetto a Melbourne, e a Melbourne siamo arrivati comunque decimi. Melbourne ha azzeccato la sosta nel giro giusto, qua vedremo. Tanto il DRS anch'io per fortuna. Ok, gli sei proprio dietro. Supera. Amore, sta ben calmo, cioè io ci provo. Tanto se Bagard davanti questo mi aiuta sempre. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Sta buono, mamma mia, subito che si fa affanno. Dai però, dai. Siamo vicini ma non riusciamo a fare il sorpasso. Non voglio fare i sorpassi azzardati, ho anche l'ala leggermente danneggiata, non posso rischiarmi. Sto registrando subito dopo la prima gara. Allora, devo andare ai box al 11º. Dai baby, dai. Ecco, adesso l'abbiamo presa bene la curva, adesso possiamo tentare il sorpasso su Weber che riesce. Ciao piccolo Weber. Splendido, bella mossa. Lo so. Però Weber cazzo le medie, me ne sono accorto adesso. Devo superarlo prima e mi risupera. Ciao Weber. Prova l'esternazzo puro. E vai di esternazzo puro, vado un po' lungo. Maledetto. Ecco, l'ala è danneggiata anche a destra. Il compagno dietro di te è 3,4 secondi. Mamma mia. Qua l'ho rischiata, Ok. Superato. Però cazzo, aveva le medie. È lotta vera, ragazzi, è lotta vera. Che problemi per Verstappen che è nono. Mamma mia, che tensione. Tensione alle stelle. Adesso comunque superare Verstappen che comunque ha le medie. Strategia strana per Verstappen. Per partire con le medie secondo me non l'ha avvantaggiato, però cazzi suoi sinceramente. Devo dare un po' di miscela bassa, se no qua finiamo tutto. No, questa non l'ho presa neanche in pieno, cavolo, bruttissimo. Infatti, avvertimento. Attento, venezianone. Presa malissimo, una delle curve che invece riesco a prendere sempre al meglio. Tanto Bagard davanti e questo è favorevole per me. Tanto ricordiamo l'unico ritiro Hülkenberg nel corso del primo giro. Rottura del motore. Guarda che lotta davanti. Ricciardo, Lex, Verstappen e Butler se ne stanno dando di santa ragione. Mi manca un po' Lance con la sua perfezione fisica. Uno degli uomini più canadesi del mondo, bello, intelligente. Un uomo che ha detto: papà, comprami tutto, così posso entrare anch'io in Formula 1. Bravo, bravo Stroll. Ancora. Ogni tanto il vaneggio. Box in questo giro. Box in questo giro. Ok. Dobbiamo andare ai box.
Siamo a sandwich tra le Mercedes, che vabbè, loro hanno già fatto tutte le soste. Hamilton va su 2 soste comunque. Gigi 2 soste. Ok. La riserva di carburante in Ma non, precedenza ma si sta madonna, esaurendo. ma Per perché ridurre i esiste combustibili Alex? del motore. Noi avevamo Tori tanti anni fa, nel 2013. Dove è finita la nostra Tori? Abbiamo Valtteri abbastanza vicino, ma neanche combatto sinceramente. Ciao Valtteri, bravo. Woodman, il boscaiolo, che sta comunque prendendo le bombe da Gigi. Ancora, ma Dio Cristo. Crisi comundiana, la crisi della telecamera. Mi raccomando, fermati ai box a questo giro. Vai, ricarichiamo. Dai vecchio su. Vai, vai ora. Noi andiamo su una sosta e speriamo sia la strategia giusta come a Melbourne. Però cazzo, madonna quante posizioni abbiamo perso. Nessuno è andato così presto, eh. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Tanti sono con le hard. Ma come cazzo mi ha fatto uscire, Dio santo. Mi ha fatto uscire benissimo il gioco, veramente, gli voglio un bene dell'anima. E adesso dobbiamo finire la gara con le hard. E tanti però sono partiti con le hard secondo me. Spero, perché se ho preso queste posizioni, cioè mi girano abbastanza i maroni. Però non credo. Sicuramente Butler è andato ai box perché la Racing Point era davanti a me. Racing Point come si dice, veramente forte, eh? È Butler il valore aggiunto. Il signor Butler. Noi abbiamo Kubica dietro, poveretto. Una Kubica veramente, cioè... È una chicane mobile, veramente. Non mi sto trovando bene con le hard comunque, sto facendo fatica in sto primo giro. Speriamo sia solo... magari per il problema della temperatura, perché se no non arrivo a punti. Dai, come su. Tanto qualcuno va ai box, attenzione Lando. Lando è rientrato ai box. Lando ai box. Ok. Quindi già 2 posizioni le riprendiamo, c'è anche probabilmente un Alfa Romeo di Giovinazzi, tutti pazzi per Giovinazzi. Ok, 15esimi. Bisogna capire anche la strategia di Lando, se va anche lui su una sosta, se prova invece le 2 soste, ma non credo. Raga, siamo a metà gara e la girandola dei box è finito, penso. Abbiamo Magnussen che però ha tenuto cioè ha guadagnato una posizione su di me. Questa non ci voleva, però dobbiamo sfruttare le gomme più in temperatura, proviamoci. In questo momento siamo fuori dalla zona point. Diciamo che siamo un po' staccati dalle Force India, cioè dalle Racing Point. Dai però, dai, mi ricordo la grande vittoria del mondiale con la Force India, ciao. La vettura che ti precede ha appena montato gomme dure. Gomme a mescola dura per la vettura davanti. Dai, devo prenderlo. Devo superarlo, Kevinone. Dai Kevin, fai l'erroretto. Che arriva Paparino. Ok.
Dai, 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 dai. Tanto sono in zona DRS, questo è positivo. Kubica 12esimo, ma deve ancora fare la sosta. Ok, sono in piena zona DRS. Solo che ho il motore un po' scadente. Ok, Dai, sei dai, 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 all'inseguimento dai, 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 ma dai. ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Ok. No, sorpasso, però forse non riesco a completarlo. Uff. E lo sapevo. Kevin non è veramente aggressivissimo, mamma mia. Sto sfruttando veramente tutto l'ERS a disposizione e si ritorna davanti. Ok, torniamo decimi. Però 8 secondi da Butler sono un'enormità. Ci vuole il ritiro di Butler, signori, tutti insieme. La danza del ritiro. Ciao Butler. Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Riduci l'erogazione delle RS. Ok. Dai, speriamo di mantenere la posizione su Magnussen. Positivo, dai, 10° posto ancora, non male. È chiaro che le gomme devono tenere, siamo già al 20. Ma diciamo che sta macchina ha il problema grosso che ciuccia tanto Hers, nel senso, cioè, sembra in 2 secondi finisce. E le gomme comunque si consumano. Al Melbourne è andata bene, ma vediamo qua in Bahrain. Adesso sta anche con l'erogazione bassa, questo sì che sarà pericoloso. Comunque tanti hanno optato per le 2 soste, anche Ricciardo. Seconda sosta per Ricciardo. Tanto mi supera Magnussen, come da previsione. Ce la riprendiamo a fatica. Siamo non in questo momento, ma in una posizione molto virtuale perché Ricciardo tornerà sotto subito con le gomme medie. No, questo è un brutto errore. Magno se ne approfitta subito. Però ci riprendiamo la posizione, bel duello con Kevinone. Corretto, preciso, puntuale, meraviglioso. Ho caldo ragazzi, sto cominciando a delirare. Ok. Purtroppo il tenere l'erogazione a bassa, cioè, mi dà difficoltà, se no diciamo che la posso tenerla anche dietro. Non stanno tranquillo, però la posso tenere dietro. Il problema è che davanti pompano troppo per il momento. Vedremo con i primi potenziamenti del motore se possiamo fare qualcosa. Siamo rimasti a 8 secondi. Proprio il ritmo gara mio di Butler è questo, non cambia purtroppo. È un ritmo anche simile se manteniamo lo stesso distacco. Tanto ragazzi si è ritirato anche Russell, ma la gara insomma ormai prosegue così, abbiamo 7 secondi e 6, ho recuperato anche qualcosa. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi Sì, al sì, giro. beh, Magnussen l'ho massacrato, da Butler avevo anche 10 secondi di ritardo, sono a 7, ma non posso fare di più sinceramente, non ho proprio le possibilità di fare di più. Buona gara, sono soddisfatto, spero di finirla così. Però questo è il mio massimo in questo momento. Anzi il mio iper massimo. Comunque la differenza è clamorosa dell'effetto diciamo luce della sera rispetto ai passati F1, cioè veramente incredibile. Scusa, mamma mia che caldo che ora raga, sto svenendo con ste cuffie poi. Mi sembra di sudare come i piloti veri. Però guarda, riusciamo comunque a fare la miglior prestazione personale nel settore 2,
nonostante delle gomme praticamente finite. Questo mi dà speranza, però, eh. Vuol dire che comunque il cume c'è. Stanno anche battagliando le Racing Point. Boh, miglior giro. Il mio miglior giro. È vero che ho meno carburante, però è anche vero che ho le gomme hard e in condizioni pietose. Intanto sta arrivando Raikkonen, attenzione. Raikkonen supera Magnussen. Mancano 4 giri, però insomma. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Mi fa piacere. Ok, il distacco è 7,3 secondi. Devo anche cambiare l'erogazione Hertz perché sta abbastanza morendo. Cioè, finché posso comunque, finché sul 10% teniamo media. Anche perché avere Kimi alle spalle, è vero che manca poco, però è che ormai mancano 3 giri e qualcosa. No! Mamma mia, secondo avvertimento al terzo, scatta la penalità. Brutto errore questo, è che ho preferito andare all'esterno perché se andavo all'interno... Probabilmente avrai iniziato ad accorgerti Sì, di una notevole perdita me d'aderenza. ne sono accorto. Secondo le analisi le gomme sono molto consumate, non dureranno a lungo. Ok. No, diciamo che se andiamo verso l'interno in quella curva che prendi in pieno era assolutamente e oggettivamente testa a coda. Era piuttosto... 17,2 secondi. Ho sfruttato tra virgolette il secondo avvertimento, col terzo però ciao, 5 secondi di penalità. Alla fine ho anche recuperato, dai, 4 secondi e mezzo da battere li ho recuperati nell'arco di un po' di giri, però non basta. Sono contento comunque di fare le migliori prestazioni personali, cioè è vero che il carburante, ripeto, è molto inferiore, però ho anche delle gomme che praticamente sono dei pattini su ghiaccio, cioè... Però il buon Butler mi sta sempre davanti, il porcone. Riesco più a prenderla in pieno questa con le gomme. Infatti 2 decimi nel sector 2. Beh, Raikkonen comunque non guadagna niente, questa è la cosa più importante. E sono anche a erogazione bassa, oltretutto. Boom! Qua ho perso parecchio, Ho perso 6 decimi da l'accoppiata Butler-Perez. Two laps remaining, il classico remaining. Anche finire le prime 2 gare con 3 punti, guarda, ci ho rimesso no la firma, no 2, ma più di 10, guarda. Mamma mia, li vedo comunque, Pazzesco. È chiaro che 6 secondi non li posso recuperare, però è già bello vederli. C'ho 10 secondi, cacchio. E non c'entra comunque il combattimento, perché è vero che si stanno rompendo un po' i coglioni le due macchine rosa, però se uno non ha ritmo, non ha ritmo, Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Mi fa piacere. Sembra che il problema sia stato
risolto, sta riguadagnando velocità. Non so chi, ma va bene. Non so se riusciamo a fare l'ultimo giro, magari l'erogazione è salta. Sei all'ultimo giro. Ci voleva la gara al 100% e me li prendevo. Dai, cazzo, che fare 3 punti in 2 gare è veramente oro colato. Qualche giro in più li beccavo, però. Porca miseria. Forse di più di qualche giro, però, Comunque non ho un ritmo stratosferico. Tanto vince Charles Leclerc come deve essere nella realtà. Bravo Charles. Bravo piccolo Charles. E noi sta maturando per il Cume la seconda gara in carriera di Formula 1 a punti consecutiva. Dopo il punticino australiano, 2 punti bahreiniani. Ci sono 2 punti importanti proprio conquistati con le balle. Con le gomme finite. Grandissimi. Blau job. Yes! Bel lavoro e buon piazzamento. Hai fatto un salto di qualità. Siamo molto lontani dai primi, più di 3 secondi a giro, però pian pianino. Adesso mi devo vedere la faccia da culo di Binotto. Guarda che bello. Oh, madonna. Vincitore che accede con la sua Ferrari nella corsia dei box. Che Bravi. Fantastica. Ai. Gustiamoci la cerimonia. Filippi, a cosa è dovuto questo Charles, risultato? bell'uomo Charles. Credo che Bravo, oggi le Rich. condizioni della pista, come il vento e la temperatura dell'asfalto, fossero perfette per l'auto. Se pensiamo che sono vetture che rendono al massimo quando le gomme vanno a temperatura, possiamo intuire che una gara sarà in discesa se ci sono le condizioni adatte. E oggi è Raikkonen esattamente decimo, così. non lo vedo molto L'auto che sembrava contento. perfettamente a proprio agio. Ed eccoci qui ancora una volta a celebrare la vittoria. Vai. Comunque ragazzi, la Mercedes, se non arriva prima è seconda e terza, bene. Bravo Charles. Champagne! Vediamo la classifica. La classifica piloti. Il leader della classifica sperava in qualcosa di meglio, ma il campionato ora si prospetta più. Che belli, i miei 3 punticini ve li godo. Questa giornata incredibile. Chi è stato il migliore in pista per te? Come pilota del giorno, il mio voto va di sicuro a Lando Norris. Lando. Ha confermato in pieno la sua reputazione. Era ultimo, e può senza cazzo. dubbio tornare a casa testa Sì, alta. bravo. Meritatamente. E passiamo ai costruttori. Il primo in classifica frena la sua fuga. Sì, cazzo, ultimo era Lando, mamma mia. Ora è stato squalificato lui allora, perché ha fatto il Q2 con me. Sentiamo le tue impressioni. Lucas ha fatto una buona gara. Ti fa piacere vederlo crescere? Io mi godo, l'abbiamo posto. Stai sorprendendo tutti. Qual è il tuo segreto? Sono il migliore in pista. Vai, cazzo. Ti ringrazio. Sì. Anch'io ti ringrazio per quanto sei zoccolona. Adesso vediamo un po', così facciamo vedere anche le notizie degli altri. Ok. Pareggio. Buono. Davvero un ottimo risultato, complimenti. Non ci possiamo Grazie. lamentare di una prestazione del genere. Magari anche altro. Notizie non ce ne sono. No, non c'è un cazzo. Va bene. Raga, un saluto. Ah, ci sono i trofei. Non li avevo neanche visti.
Raga, un saluto dal commendone veneziano, abbiamo anche tanti punti di sviluppo, stiamo sviluppando potenza motore, riduzione peso e niente, un saluto da un commendone veneziano. Ciao!